Eccoci tornati in studio in diretta, prima parte della nostra trasmissione, in questa puntata di TV7 Match che dedichiamo, come vi abbiamo detto poco prima del break pubblicitario, appunto alla questione migratoria, allo sfruttamento, ma soprattutto parleremo dell'Italia, del nostro paese, dell'accoglienza e se il nostro paese è effettivamente un porto, può essere considerato un porto sicuro. Presento subito gli ospiti che abbiamo in studio. Innanzitutto buonasera a Barbara Maculan, grazie di essere qua. Barbara Maculan è presidente dell'associazione Mimosa, una delle fondatrici possiamo dire, e anche della cooperativa Equality. Voi vi occupate di tratta, di prostituzione e anche di minori non accompagnati. Benissimo. Al suo fianco, buonasera, Lione Badara Diop. Buonasera, cittadino italo-senegalese, possiamo dire così, da tanti anni qua in Italia, è un funzionario dell'ufficio FIOM Europa. Buonasera, grazie anche a lei di essere qua, e con lei ovviamente parleremo anche delle questioni del lavoro, dello sfruttamento e di quant'altro. Allora, Ermanno, l'Italia è un porto sicuro, abbiamo intitolato così questa parte della trasmissione, perché ci sono tanti punti interrogativi. Allora, si parla di migrazione, si parla di accoglienza, si parla di necessità dell'accoglienza e sono tutte parole giuste, sacrosante, necessarie per far capire che c'è un fenomeno terribile che è quello che noi occidentali usiamo l'Africa come se fosse un terreno predatorio, lo stiamo facendo da almeno 2000 anni, hanno incominciato i Romani, e poi ci lamentiamo perché questa gente che in una situazione di degrado geologico, di degrado fisico, di degrado economico, di sfruttamento delle loro risorse, e sono tante, non riescono a sopravvivere. E quindi vanno dove quelle risorse vengono utilizzate per fare una montagna di soldi. E questo allora noi ci lamentiamo, ed è giusto, perché anche noi, diciamo a livello più basso, siamo sfruttati, perché le multinazionali rubano dall'Africa, riciclano il materiale e ce lo rivendono. Se non ci siamo noi che lo compriamo, loro non sanno che farsene e quindi li facciamo diventare più ricchi. Poi naturalmente l'effetto della migrazione avviene e quindi ricade sulla schiena di noi questa cosa, invece di ricadere sulla schiena delle multinazionali. E allora è una guerra, tra virgolette, tra poveri. E allora qui stiamo a discutere se conviene fare sbarcare un bastimento di gente che ha bisogno di vivere, di lavorare, di avere una vita pacifica come è diritto di tutti i cittadini di questo mondo, oppure se devo andare altrove. Ma poi nasce anche un ping pong in Europa. Te lo do a te, no, te lo ritieni tu, ma allora tu cosa fai? Allora te lo rimando indietro. E poi, come fanno i francesi, perché i francesi hanno scoperto libertà, egalité e tutto il resto, però quando è il momento che noi passiamo, mandiamo, o i migranti passano la frontiera perché hanno necessità evidentemente di trovare altri lidi, ce li riportano, ce li impacchettano, passano la frontiera e ce li restituiscono. Questo naturalmente non è legale da un punto di vista così del diritto internazionale, è un sopruso, è bello e buono, ma si offendono se noi diciamo che loro sono quello che effettivamente sono. Cioè dei colonialisti camuffati da brave persone. Ma tutta questa situazione nasce anche un'altra domanda e un'altra necessità di risposta. È giusto andare a prendere le persone che sono in mezzo al mare, che sono state costrette da mille motivi, dai libici, dalla fame, da tutto quello che volete. Dobbiamo andarli a prendere e dobbiamo portarli in un posto sicuro. Allora tutto questo ragionamento
finisce col discorso: l'Italia è un porto sicuro, e che cosa si intende per porto sicuro l'Italia o un altro paese. Cioè vuol dire che ci deve essere la possibilità della persona di sbarcare, di avere la minima assistenza, ma potrei essere anche inserito all'interno della società. Quindi avere l'opportunità, non necessariamente, perché uno poi ci deve dar da fare, non possiamo darci da fare per conto di un terzo. Allora, se effettivamente ha questa necessità, cercherà un lavoro dignitoso, offrirà le sue capacità e di conseguenza potrà instaurare un rapporto economico all'interno della nuova società che sia produttivo per la società e sia produttivo perfino per lui. E bisogna che queste persone siano tranquille, non sfruttate, che abbiano l'assistenza minima, che siano anche, visto che li accogliamo, inserite nella società. Quindi il minimo che si può chiedere è di parlare la lingua, e quindi bisogna anche fare un percorso minimo scolastico, fare un percorso minimo per l'inserimento di quelle che sono le regole che abbiamo noi, che possono essere uguali a quelle che hanno loro, ma possono essere anche diverse. E quindi l'inserimento vuol dire conoscere lo status del paese che ti ospita e quindi potersi inserire. Ecco, questa è la domanda. Noi a queste persone, attenzione, lasciamo stare i casi particolari, perché quando succede una cosa strana, basta prenderne uno, lo facciamo santo, poi tutti gli altri sono a posto. Non è fatto così. Un buon centro di accoglienza è un buon centro di accoglienza, ma non fa testo per tutto quello che succede poi nel paese. E allora uno che arriva e viene sbarcato in Italia e che cerca lavoro, trova lavoro, è sfruttato, ecco, questo è il motivo per cui questa sera parleremo di migrazione e se l'Italia è un porto sicuro. Perché dirlo a parole, come fanno tante persone importantissime, che rappresentano perfino la divinità, e non basta? Perché neanche i preti vivono di aria. E quindi hanno bisogno anche loro di mangiare tutti i giorni e di dormire e di non essere presi a calci. Anche loro hanno una dignità, quindi altrettanto dovranno essere l'accoglienza delle persone, dei protagonisti che parleremo questa sera. Certo, quindi io partirei dal primo filmato. Cosa facciamo vedere? Beh, facciamo vedere, intanto vediamo l'immigrazione qual è stata e poi commentiamo. Vediamo un po' quelli che sono stati il primo contributo. I numeri delle migrazioni in questi anni. Abbiamo preparato un paio di slide, così le possiamo commentare. Ecco, bene, dalla regia mi dicono che il computer si è bloccato perché la tecnologia è una cosa bellissima. Allora, abbiamo controllato e incrociato i dati, così anticipiamo un po' i nostri telespettatori perché sennò diventano impazienti. Incrociato i dati e abbiamo scoperto che c'è una migrazione che viene, non dico pilotata, ma suggerita e di conseguenza poi queste cose che vengono dette succedono. È una cosa strana, perché in Italia quando uno dice qualcosa non succede mai, però in questo caso succede sempre. E allora abbiamo per esempio, quando viene innalzato il assolio pontificio Papa Bergoglio, abbiamo Papa Bergoglio che subito dopo l'estate va nell'isola e dice e annuncia l'accoglienza. Lì abbiamo una grafica che sale immediatamente e diventa esponenziale, quindi passiamo da 4.000 a 70.000, poi a 170.000, poi a 180.000 immigrati, che ripeto, è una cosa buona, però non sono sacchi di farina, bisogna sapere dove si mettono e come potranno campare.
Certo. E siccome abbiamo visto delle altre situazioni, se vogliamo vedere... Vediamo se la regia adesso è in grado di passarci, se no io passerei anche la parola ai nostri ospiti. Certo. Eccolo qua, intanto vediamo come sono andati gli sbarchi dal 2002 al 2018. Questa è una prima grafica, così ritorniamo con la mente anche a numeri diversi, diciamo, a quelli che abbiamo avuto modo di vedere negli ultimi anni. Come vedete dal 2002, allora c'era il ministro dell'Interno Beppe Pisanu. Erano 23.000 gli sbarchi, poi siamo scesi, 14.000, 13.000, poi sono ritornati a salire leggermente nel 2005, 2006, 2007, poi nel 2008 abbiamo un primo balzo in alto con 36.950 sbarchi. Nel 2009 ritorniamo un nuovo stop, 9.573, vediamo la grafica successiva, adesso inizia il periodo per così dire più caldo, no? 2010 ancora tutto quanto tranquillo, 4.000 sbarchi in un anno. E poi il 2011, la crisi libica, 64.000 sbarchi, poi di nuovo un calo, 13.000 nel 2012, nel 2013 42.000 e poi abbiamo l'impennata, 2014, 2015, 2016. Vediamolo in primo piano. Sì, se torniamo a metterlo, la regia, se tornate a proporla a schermo intero, eccola qua, vediamo 2014 170.000, 153.000, 181.000 nel 2016, 119.000 nel 2017 e poi nel 2018 gli effetti, diciamo, di quelli che sono state le manovre prima del ministro dell'Interno Minniti e adesso anche di Salvini, 23.000 sbarchi. Quindi questo è l'andamento negli anni. Diop, Badara Diop, a vedere questa, come dire, questa escalation, no? Cioè, forse non ci si ricorda neanche. Siamo in grado noi tu hai abbastanza esperienza ormai della nostra società, della nostra nazione, siamo in grado di accogliere, o siamo stati in grado di raccogliere circa 1 milione di migranti, poi ci sono tutti quelli che vengono dai paesi dell'Est, eccetera. Cioè l'accoglienza in Italia mediamente è stata positiva oppure ci sono dei problemi? Allora diciamo che lo dobbiamo anche contestualizzare, no? Perché oggi sappiamo tutti che siamo in fase di una grande recessione, perciò le risorse effettivamente cominciano a scarseggiare, no? E si vediamo negli anni di non un boom economico, però l'economia era favorevole, allora lì si era anche in grado di assorbire perché c'era più lavoro, allora lì la fatica era minore. Io sono arrivato nel 99. Siamo riusciti ad accoglierli perché io ho la visione di una serie di campi io li chiamo di concentramento, dove queste persone che sono state accolte sono state poco accolte. Sì, allora, sì, oggi, se a Roma la mafia dice mi conviene più un migrante che andare a spacciare droga perché ci guadagno di più e sono più tranquillo, evidentemente c'è un uso particolare di questi migranti. Ne abbiamo avuto esempio anche qui a Cona, vicino a noi, a 2 campi, dove ci sono state anche persone che sono morte. Allora, è stata positiva mediamente, non parliamo delle eccellenze, che sono poche e sono eccellenze. Dopodiché, dopo che escono da un campo di raccolta questi migranti, che fine fanno? Questo è il punto. No, ovvio che adesso non c'è più una prospettiva. E non c'è neanche... lascia stare le prospettive, perché io non ti chiedo di dirmi cosa sarà il futuro. Il passato fino ad oggi cosa è stato? Sì? No? No, il passato, allora, come l'ho detto prima, quando l'economia girava, allora l'inserimento era meno faticoso, ma adesso non c'è lavoro, c'è una crisi e non c'è una progettualità, perché le leggi che reggono oggi l'immigrazione sono sempre quelle e non hanno funzionato, hanno creato più clandestinità, perché la Bossi-Fini è tutto oggi in vigore
e dopo è stato anche peggiorato dal decreto sicurezza. Quindi se non dai un elemento all'immigrato che è un documento... abbiamo una legge che non garantisce l'immigrato. No, non garantisce una regolarità, perché anzi toglie addirittura a chi è già regolare ma che perde il lavoro, non ti dà una prospettiva. Questo è il discorso, è una legge inadeguata per i tempi di oggi. Quindi e poi, cioè, come fai a togliere... una legge accogliente? Non c'è. E poi non c'è mai stata un disegno di integrazione, non c'è mai stata. Ognuno si è arrangiato come ha potuto, anche negli anni, nel 99 che l'economia girava. Io ho dovuto fare tutto da solo. L'italiano ho dovuto impararlo con i miei mezzi, anche della buona volontà, il terzo settore, gente che si metteva insieme per dare una mano, ma non c'è mai stato in Italia un disegno politico istituzionale che indirizzava verso l'integrazione, non c'è mai stato. Però abbiamo un dato che ci sorprende: l'Italia ha speso miliardi per l'integrazione. Dottoressa, mi vuoi spiegare un attimo? Allora, io dove sono andati a finire? Mi fa piacere partire dai dati. Sì. Prima di commentarli, di rispondere alla sua domanda, mi viene a dire una cosa che secondo me è molto importante, che l'immigrazione è necessaria all'Italia, è necessaria all'Europa. Perché siamo un paese... non mettiamo in discussione che non sia mi sembra importante però Sto dicendo, sì. l'Italia è un porto sicuro, perché se io apro le porte per l'accoglienza, dopodiché lo sfrutto, allora, ecco, voglio capire con dati statistici se l'Italia ha adempiuto i suoi impegni, visto che si riempie la bocca a qualche politico. Assolutamente, va ribadito anche questo. Rispetto ai dati, noi abbiamo visto gli arrivi dei flussi migratori via mare, ma l'immigrazione non arriva solo via mare, quindi è corretto che voi mettiate questo titolo, un porto sicuro, perché rispetto a chi arriva via mare è importante che chi arriva abbia, come dire, un terreno sicuro su cui poggiare, ed è un terreno fatto di leggi e poi di un sistema di accoglienza che a mio parere non è funzionato bene oggettivamente. Gli hub, il sistema di accoglienza, diciamo, via mare era fatto dagli hotspot, che erano i primi luoghi dove sbarcavano i migranti e venivano identificate, tra cui anche prima identificazione per le vittime di tratta, che sono poi le persone di cui ci occupiamo noi, portati poi nelle regioni, smistati nelle regioni dove c'erano i grandi centri che lei citava, come quello di Cona, quindi gli hub, i cosiddetti hub, e poi trasferiti ai CAS, i centri di accoglienza straordinari, che era la prima accoglienza, per poi passare alla seconda accoglienza, quindi il cosiddetto SPRAR, che oggi ha cambiato nome. Ecco, io credo che questo sistema dei grandi centri non sia stata una buona idea per niente, ma sia stato sicuramente il business per qualcuno. Sono d'accordo con lei. C'è chi si è arricchito, mafia capitale, no? Ci insegna le intercettazioni. Abbiamo avuto dei politici della regione che hanno fatto soldi, possiamo anche citare i nomi. Assolutamente. Mentre ritengo, come tanti altri colleghi che si occupano anche di accoglienza, che quella che è funzionata è l'accoglienza diffusa, quella piccola, quella più controllata e finalizzata poi anche credo che sia più gestibile. All'inserimento lavorativo, come diceva il collega. Sì, certo. Sì. Assolutamente, perché poi l'immigrazione deve avere, cioè, quell'obiettivo, no, finale, cioè è sicuro un porto se offre accoglienza e integrazione, e se l'integrazione è duratura e quindi prevede l'inserimento lavorativo perché la persona si sostenga per il futuro. Questa è la chiave. Io penso, insomma, come molti centri di accoglienza giganteschi come quello di Con, quelli da, insomma, migliaia di presenze,
sono, ecco, immagini quelle che stanno scorrendo, insomma. Beh, questi sono i centri, possiamo chiamarli i centri per il lavoro, i centri del sud Italia soprattutto, ecco, sì. San Ferdinando piuttosto che altri, le cosiddette sono baraccopoli a tutti gli effetti. Ma andiamo per progressione. Quando queste persone escono dai centri di accoglienza, gli hub, cioè la prima accoglienza, e poi eventualmente rimangono perché la cooperativa o la società che si propone per il mantenimento di queste migliaia di persone riceve un buon obolo, perché 35 a suo euro, tempo 36 euro. Che è al giorno. Io penso che una famiglia di 4 persone, se spendono questa cifra per ciascuno, diciamo che è una famiglia che sta bene. Attenzione però, i 34 euro erano pro capite, pro die, quindi a persona. Chi si è arricchito erano quelli che avevano i grandi numeri, però nella piccola accoglienza, cioè quelle strutture da 6, 7, 8, 10 persone massimo, le cooperative non si arricchiscono, perché questo consente di pagare gli operatori che sono previsti, cioè previsto personale, non sono alberghi dove tu collochi la persona, gli dai vitto, alloggio, punto e basta. Si fa un progetto di inserimento, un programma vero e proprio, no? No, ma c'erano alberghi che facevano accoglienza, perché un albergo a 34 euro al giorno garantiti per tutto l'anno, e glieli danno anche se l'ospite se n'è andato, non è mica male. No, certo, ma l'albergo non è considerata microaccoglienza. Microaccoglienza è proprio il sistema dei piccoli appartamenti. Certo. Poi c'è chi si è rifatto le stagioni alberghiere, che aveva l'albergo vuoto e l'ha riempito di richiedenti protezione internazionale, siamo d'accordo. Cioè, perché rende molto di più e non devo dar conto di quello che gli do da mangiare e tutto il resto, quindi risparmio su tutto e tutto sommato mi conviene più del turista. Sì. No. Questa è l'altra accoglienza italiana, si chiama accoglienza, cioè quando noi parliamo di porto sicuro vuol dire che dove arrivo ho la possibilità di essere integrato, di poter avere i servizi minimi indispensabili, di essere tutelato dalla legge, di non essere sfruttato e non possono nemmeno fare i business sulla mia schiena. Ecco. Certo. Allora, il passo successivo, quando poi non ho più questa accoglienza che mi è consentita perché posso procedere a fare tutte le richieste per essere ufficialmente inserito e quindi integrato ed accettato. Quindi avrò un mio documento di riconoscimento, potrò andare a lavorare presso terzi e potrò avere una minima indipendenza economica che poi può svilupparsi. Ecco, a questo punto la maggior parte delle persone, lasciamo stare chi è stato accolto nei piccoli centri, eccetera, ma la maggior parte dei casi, che fine hanno fatto questi che quando sono usciti dai centri di accoglienza, dove il business era l'accoglienza, non il profugo? Cosa è successo dopo? Dipende, perché per uscire dall'accoglienza bisogna che una persona abbia ricevuto lo status di rifugiato oppure abbia ricevuto un diniego e quindi non abbia un riconoscimento. Se ha ricevuto lo status di rifugiato dovrebbe passare alla seconda accoglienza, quindi l'integrazione, l'inserimento lavorativo. Ma tutti quelli invece che però a cui non viene riconosciuto, poi sono usciti, sono per strada e sono stati intercettati da organizzazioni dedite poi allo sfruttamento lavorativo. Ecco, lei ha delle statistiche, quanti sono quelli che sono stati integrati, hanno avuto l'accoglienza e quanti invece non hanno ricevuto documenti e quindi diciamo sono fuori regola? Allora, se ci basiamo ai dati che dà il Viminale, no? Certo. Che sicuramente sono i dati ufficiali, allora loro dicono che l'80% non ha il diritto. Quindi sicuramente la stragrande maggioranza di quelle persone finiranno
nella natura, diciamo, e sappiamo dove. Allora spesso... Diciamolo dove? Dove? Allora finiscono nel lavoro nero. Questa è la sostanza. Allora a me viene da pensare che c'è anche questo bisogno dalla parte di una certa economia, perché non ci nascondiamo, perché la raccolta di pomodori, secondo me, come economia richiede anche una manovalanza o schiava o di basso costo, o altrimenti non è competitivo, perché se no non riesco a spiegarmi che ogni anno parliamo delle stesse cose e sappiamo dove sono, non è che... ed è questo che è grave. 400.000 o 600.000 persone le puoi nascondere, sappiamo tutti quanti dove sono, ma non si fa nulla. Per me è una scelta politica di natura economica, perché c'è un tipo di economia che ha bisogno di questo. Questa è la mia verità, è difficile poi dire il contrario, perché altrimenti uno le prende e le riporta dove per esempio i pomodori quanto pagano per la raccolta dei pomodori? Allora dicono che una cassa che peserà sui 400 o 300 kg sono 2 euro. 400 kg di pomodori, 2 euro. 2 euro. Allora, io ho visto in piazza, anche qui al centro commerciale, che sono 2 euro al chilo. Quindi, il cosiddetto oro rosso. Ecco, il pomodoro è quindi oro rosso. Il cittadino non se ne avvantaggia di questo sfruttamento della manodopera. E tra 2 euro al chilo e 2 euro a 400 kg, mezza tonnellata, facciamo tanto per dare un'idea, ma forse questo lavoro in nero non sarebbe così urgente e necessario per svolgere l'attività economica del paese. Anzi, perché il denaro vale nella misura in cui gira velocemente. Allora, se io pago bene, quello che riceve il denaro lo spende a sua volta e quello che viene speso continua a girare finché torna indietro. Questo si chiamava Fordismo, perché il signor Ford ha costruito la fabbrica sulla base, io pago il doppio ai miei operai perché poi alla fine comprano, erano macchine molto, diciamo, a basso prezzo, il modello T, e allora gli operai sono in grado di comprare la macchina che loro stessi producono e guarda caso ci guadagno pure. Allora torniamo indietro, perché il razzismo in America non c'era tra la classe più elevata e la classe più bassa, quella c'è tra il colored, tra l'afroamericano e la persona ricca, non c'era razzismo. Il razzismo nasceva tra l'operaio che cercava lavoro e l'immigrato che invece glielo portava via a prezzo basso e concorrenza sleale del mercato. Io non credo che l'Italia sia così povera da aver bisogno di pagare le cose 400 volte meno di quello che è il valore reale che poi va a finire sul mercato. Perché non ci sono altri lavori. Quando si raccoglie il pomodoro lo si può mettere dentro delle casse, le casse arrivano al punto di vendita, passeranno una mano o due mani, dopodiché. Ma sappiamo che la mafia non finisce mai di essere ingorda e allora abbiamo garantito un porto sicuro per i nostri lavoratori che vengono dall'Africa. Beh, di sicuro lo sfruttamento arricchisce chi sfrutta e non tutti. È notevole questo sfruttamento, non è soltanto un business, è sfruttamento ad alto livello. E non succede solo nel sud Italia ma anche nella nostra provincia. Noi con il progetto NAVE, che è il progetto NAVE sta per Network Antitratta per il Veneto, ci occupiamo di vittime di tratta, di sfruttamento lavorativo, che è come dire
quello che più spesso si collega alla mafia, alla tratta, ma ci occupiamo anche di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, quindi facciamo gli accessi in agricoltura, nei luoghi di lavoro, insieme alle altre agenzie come gli ispettorati del lavoro, i sindacati, SPISAL, appunto CGIL, INAIL, per verificare. Ogni agenzia come dire, ha un proprio ruolo preciso per verificare gli ispettori del lavoro se ci sono regolari contratti, l'INAIL se vengono, l'INAIL, lo SPISAL se a livello di sicurezza, prevenzione tutto a posto, il NIL che è il nucleo investigativo dei carabinieri sul lavoro se ci sono autori di reato, quindi chi sfrutta a livello lavorativo, e noi operatori sociali ci occupiamo delle vittime, quindi dell'identificazione delle vittime, e nella nostra provincia c'è sfruttamento. Quali sono i risultati del vostro lavoro? I risultati dei nostri lavori sono, allora, intanto questi accessi multiagenzia ci consentono di dare una prima occhiata rispetto alle eventuali vittime, ci consente di rivederle in altri momenti, perché la valutazione naturalmente non è un momento ma è un processo, quindi non puoi con un colloquio capire tutto, anche perché sono persone magari molto spaventate, intimorite, non ti raccontano subito, no, la verità, le devi rivedere in più occasioni e mano a mano la storia quanti casi ad esempio qui in Veneto? Se è possibile sintetizzare. No, di eccessi nel lavorativo nel 2018 avremo fatto una quindicina di eccessi nella provincia di Padova e avremo valutato una quarantina di casi, ecco, però siamo all'inizio appunto di un lavoro, certo. Ecco, e siamo tra le province italiane dove si lavora in multiagenzia, quindi dove sta emergendo, no? Faccio un altro esempio, non so se vi ricordate Rosarno, i fatti di Rosarno, certo. No? Un regolamento, diciamo, di conti, nel senso ci fu una grande protesta, ecco, dei braccianti. Scusi, può spiegare non tanto per noi quanto i telespettatori che magari non ricordano Rosarno cosa è stato? Sì, Rosarno, dunque i fatti risalgono forse al 2000, non ricordo se 2008, 2007, 2008, siamo nella provincia di Caserta se non ricordo male, in una baraccopoli come quelle che stiamo vedendo appunto dalle immagini della regia. La regia li può mandare. Esatto, dove appunto vivevano dei migranti in condizioni appunto pietose e una sera ci fu una sparatoria, cioè sostanzialmente arrivarono dei ragazzi che spararono ad alcuni di questi migranti che furono feriti gravemente, rischiarono addirittura la vita. Per reazione la maggior parte appunto delle persone che viveva in queste baraccopoli esasperate, no? Per le condizioni di vita lavorative e anche per essere presi di mira sempre, no? Da giovani locali presi a sassate, addirittura in quell'occasione con una sparatoria e con fucili a pompa, insomma, e fecero una rivolta, quindi marciarono verso Rosarno, verso la cittadina, sostanzialmente protestarono e questa fu una delle prime rivolte dei braccianti. E la conclusione quale fu? La conclusione fu che se ne parlò molto e si cominciò a parlare della condizione di questi lavoratori, no? Che oltre a essere sfruttati venivano anche presi di mira, quindi atti di razzismo. È un sostanzialmente esempio di porto certo. sicuro, quindi l'Italia fa finta di essere sicura, ma per certe persone non è più sicura. Esatto. Però mi interessava ricordare questo episodio per dire, quindi la realtà dello sfruttamento agricolo c'era, no? Bene, quell'anno come chiamate relative allo sfruttamento da quella provincia ne arrivò un caso fu segnalato al numero verde nazionale contro la tratta, che è un numero verde che esiste dal 2000 e se posso anche citarlo, è l'800 290
190-290, è un numero gratuito e anonimo per cui, a cui si può chiamare nel caso in cui si abbiano sospetti. Lo ricordiamo di nuovo, 800-290-290. Se la regia vuol metterlo, segnalare situazioni rispetto alla tratta presunta, eccetera. Ecco, quell'anno da quella provincia arrivò una chiamata per lo sfruttamento lavorativo, no? Mentre nella nostra provincia ne arrivarono 3 o 4, si parla di un po' di anni fa, dove non eravamo abituati a parlare di sfruttamento, no, lavorativo. Vuol dire che non c'erano casi di sfruttamento lavorativo in quella, come abbiamo visto? No, solo che non si sa a chi rivolgersi, no? E tutto rimane molto sommerso. Qui, soprattutto nella nostra regione, dove questo numero è magari più conosciuto, dove si sa che ci sono dei servizi antitratta, che si può chiedere aiuto, ecco, si lavora meglio sull'emersione, perché la cosa importante è che poi queste cose emergano, vengano alla luce, no? Per essere affrontate politicamente. Ma l'ispettorato del lavoro non c'è? L'ispettorato del lavoro c'è e si collabora. Ma non si vede? No, si collabora lì? No, dappertutto. In generale, no, c'è ed è molto attivo. Il nostro ispettorato del lavoro padovano, tra l'altro, lavora benissimo. Adesso, scusate, ma stiamo parlando di una media, non parliamo di Padova, Treviso, certo, Venezia, assolutamente. eccetera. Parliamo di aree che sono aree regionali. Vedi la Sicilia, vedi la Calabria, vedi la Puglia, eccetera, dove evidentemente le cose funzionano. Non è una zona nascosta dove si radunano queste migliaia di persone sotto delle tende di nylon, ma evidentemente qualcuno non vede, certo. è distratto. Sì, sì. E non appartengono, non sono funzionari, di lavoro. Non sono funzionari dello Stato. Sì o no? Lo sono. Funzionari dello Stato. Quindi l'Italia è un porto sicuro? Sì, un porto sicuro per, come lo dicevo prima, magari sì, fino a un certo punto. Sì, dipende quello che poi hai in nave. Se hai magari una merce pregiata, ci sono container che arrivano dalla Cina, vabbè, forse trovano anche un porto sicuro, però se sono gente disperata in cerca di un futuro, allora lì diventa problematico, perché non è più un porto sicuro, perché come dicevo prima, adesso siamo in crisi, siamo in recessione, non c'è lavoro, ma neanche per gli italiani, perché l'anno scorso sono usciti più di 200.000 ragazzi italiani in cerca di una prospettiva fuori dall'Italia. Quindi è l'Italia stessa che non dà più neanche certezze ai suoi cittadini, perché non guarda un futuro, non scommette su un futuro. Allora io vorrei spezzare una lancia, perché sennò sembra che tutta la colpa sia di questo governo, che ha tutti i suoi meriti, le sue colpe starà la gente a stabilire. Ma l'economia è come l'agricoltura: se pianti per tempo raccogli, se non pianti è inutile che piangi, non cresce niente. Quindi abbiamo avuto dei governi precedenti che hanno fatto tutto meno che sviluppare un certo tipo di economia. Ed è falso che quando si fanno le grandi opere l'economia cresce. Si devono fare opere diffuse, perché le grandi opere vanno in mano alle multinazionali che portano i soldi altrove e non li fanno circolare nel territorio dove li hanno guadagnati. Mentre se sono opere diffuse aumenta il numero della manodopera e la gente viene integrata meglio e lavoro ce n'è, e soprattutto per i giovani, perché piccoli lavori vuol dire incominciare a imparare un determinato tipo di lavoro anche nella progettualità. Può essere anche un ingegnere, mica necessariamente deve essere un maniscalco o un muratore, e di conseguenza le cose possono crescere, però bisogna investire, e chi in questo momento semina difficilmente raccoglierà in tempi reali. Questo è il punto. E quindi abbiamo un filmato sui campi di...
No, io ho preparato un servizio anche, diciamo, per mettere in luce quelle che sono le contraddizioni appunto di questo nostro sistema di accoglienza, perché finché le persone che arrivano in Italia sono all'interno degli hotspot e poi all'interno di quella che è la dinamica della richiesta del riconoscimento dello status di profugo, di rifugiato o quant'altro, va tutto bene, ma come si diceva prima, nel momento in cui finisce l'iter, queste persone, se non sono già uscite prima cercando magari alternative perché contattate cose del genere, vanno a finire nella rete, nella maglia dell'economia criminale, che possiamo definirla così, quella che citava prima Badara Diop, no? Anche a livello di agricoltura, perché ti sfruttano, ti lasciano in una situazione veramente disastrosa. Allora, uno dei fenomeni, diciamo che presente ormai da tempo, ma che anche negli ultimi anni, è quello legato alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, perché non tutti quelli che arrivano nel barcone hanno, come dire, c'è anche chi arriva invogliato, ingannato, con promesse di lavoro. E allora sentiamo questo servizio qua che, diciamo, sintetizza un po' quella che è la problematica. La tratta degli esseri umani e il loro sfruttamento continua a essere un affare multimilionario che non conosce crisi. In Italia le cifre più alte riguardano le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale. Sono soprattutto donne immigrate che hanno un'età compresa fra i 18 e i 25 anni, ma anche di minore, sia di sesso maschile che femminile, e transgender. Un esercito di invisibili, di fantasmi che vive ai margini della società in un eterno purgatorio senza possibilità di riscatto. La tratta di donne nigeriane a scopo di sfruttamento sessuale è quella più diffusa negli ultimi anni. Giovani che cadono nella rete quando sono poco più che adolescenti. Le donne vengono reclutate con l'inganno o con la violenza nei loro paesi, arrivano qui sui barconi, sono accolte nei centri come tutti i migranti soccorsi in mare, ma poi sottratte alla rete di assistenza e vengono messe sulla strada, costrette a vendere il proprio corpo attraverso ricatti e riti voodoo. Una prassi che ha visto migliaia di ragazze coinvolte. Tra il 2014 e il 2016 il numero delle donne provenienti dalla Nigeria è cresciuto notevolmente, passando da 1.500 ad oltre 11.000. Secondo l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, l'80% delle ragazze nigeriane arrivate via mare è destinato a essere vittima di sfruttamento, soprattutto sessuale, in Italia e in altri paesi dell'Unione. I conti sono semplici da fare e danno un'idea chiara di cosa accade. Schiave del sesso portate ogni anno in Europa solo per essere sfruttate, per un giro d'affari annuo multimilionario. Ecco qua, giusto per dire, perché del fenomeno migratorio, tra virgolette, non si butta via niente e si sfrutta tutto. Giusto, Barbara Maculana? Com'è allora sicuramente il caso delle donne nigeriane è stato un caso che è balzato agli onori della cronaca in tutta la sua drammaticità. Sì, assolutamente. Noi ci occupiamo di tratta da più di 20 anni con l'associazione Mimosa, che è stata fondata nel 96 e prende il nome dalla prima ragazza albanese che chiese aiuto in quegli anni, siamo nella metà degli anni 90. Le vittime di tratta erano giovani donne che provenivano dall'area balcanica, dall'est Europa. È cambiato radicalmente il fenomeno e soprattutto quello a cui abbiamo assistito è stata un'impennata dei dati relativi alle giovani donne nigeriane, quindi questo a livello nazionale, diciamo, facendo una proporzione con l'accetta, siamo arrivati più o meno a una proporzione del 50% dell'est Europa e quasi il 50% delle donne provenienti dall'Africa, che poi vuol dire prevalentemente Nigeria. Ne parlavate voi, l'anno clou è stato proprio il 2016, quando ne arrivarono quasi più di 11.000 ed effettivamente quasi la maggior parte di questo, ma più dell'80%, erano donne destinate allo sfruttamento della prostituzione. Ecco, ci terrei a spiegare anche chi sono le vittime di tratta. Chi è vittima di tratta? Vittima di tratta è una persona che è stata reclutata nel suo paese d'origine, trasportata e arriva nel paese di destinazione dove viene sfruttata. Quindi ci devono essere questi tre elementi: reclutamento, trasporto e sfruttamento.
Ci deve essere anche una situazione di attualità, insomma, ecco, di pericolo, quindi ci deve essere uno sfruttamento attuale, diciamo così, ecco. Per queste persone però lo Stato italiano ha un ordinamento che recepisce le normative europee, no? Le direttive europee, e ha delle leggi molto buone, oggettivamente molto buone. Quindi le leggi ci sono buone, i servizi anche sono buoni. E che cosa prevedono? Prevedono che la vittima di tratta, se è appunto in pericolo e se lo come dire, fa una richiesta d'aiuto, quindi devono essere loro che fanno la richiesta volontariamente, però. Esatto, ad un programma di protezione sociale, ecco, ha diritto a essere accolta, essere protetta, tutelata, assistita, e ad un permesso di soggiorno speciale. Questo è stato mantenuto con la legge 132, legge Salvini, un permesso che tra l'altro è replicabile e convertibile in permesso di soggiorno per lavoro, quindi ha la possibilità di rimanere per il futuro, insomma, nel nostro paese, se collabora con l'autorità anche giudiziaria, quindi può denunciare. E qui sta la difficoltà, forse, perché molte sono ricattate. Sì, no? Che queste persone decidano di denunciare. Ciò nonostante vengono comunque accolte. Ecco, l'importante è che collaborino con l'autorità giudiziaria, quindi raccontino delle cose, insomma, altrimenti non sarebbero identificate come vittime di tratta. Madara Diop, questa difficoltà nel rivolgersi all'autorità, no? Penso anche al lavoro, diciamo, allo sfruttamento lavorativo, dove appunto c'è questa necessità, cioè il migrante, o diciamo la persona sfruttata come dire, è imbrigliata, non riesce a venirne fuori? No, in questo caso, come diceva la dottoressa, c'è un punto di avanzamento, perché spesso beneficiano anche di questi permessi speciali, però rompere l'omertà in questi casi diventa anche difficoltoso, perché poi le famiglie di origine spesso pagano un prezzo molto alto, perché poi c'è una narrazione dietro che dice poi il rito voodoo e tutto il resto. Però, sì, però scusa, vuoi spiegarlo, perché tu lo sai, forse lo capisco anch'io, ma i telespettatori non sanno cos'è un rito voodoo. Come fanno a ricattare queste ragazze? Questo è poi nella narrazione, però elementi come dire, concreti di poterle accertare io non ne ho, però sono dentro la comunità e io sento i racconti. Allora spesso raccontano che nel luogo di partenza possono fare dei rituali nei confronti del loro familiare, magari sacrifici, oppure uno può perdere la vita, oppure ti possono da lontano lanciare un malocchio, traduciamo così. Una sorta di magia nera, no? Per le donne, scusa se ti no, per le donne è un po' diverso. Per esempio in Nigeria, in alcuni paesi africani i marabut che compivano questi riti magici sono stati messi fuori legge, per esempio in Senegal, se non sbaglio. In Nigeria invece è ancora diffuso il rito voodoo, che è un rito di magia nera che sostanzialmente si compie con pezzi organici della persona stessa, che deve intraprendere un viaggio o è alla ricerca di qualcosa. In realtà è un rito di buon auspicio, quindi se cerchi una gravidanza e non arriva puoi fare un rito voodoo, se ti devi sposare fai un rito di buon auspicio, fai un rito voodoo, nel caso di un viaggio, della ricerca di lavoro, puoi fare appunto un rito voodoo. Il problema qual è? Che appunto si compie con pezzi organici della persona, unghie, pezzi di capelli, pezzi di indumenti. Questi capi spirituali fanno tutta una matassa di appunto cose che appartengono alla persona, è una specie di fattura. Si compie un rito
per esempio mangiando pezzi di cuore di gallina con il brandy, ecco, e la credenza è che diciamo, avendo questa matassa, il capo spirituale o il native doctor può fare di te qualsiasi cosa, no? Ti ha in mano. Ti ha in mano. E attraverso il rito voodoo, se disattendi alle aspettative dell'organizzazione criminale, cosa che la persona scopre dopo però, ecco, si possono compiere anche delle fatture mortali. Quindi se una persona crede nel rito magico, può credere anche che ci siano proprio delle ripercussioni fisiche su di sé o sui propri familiari. Quindi diventa un deterrente micidiale per queste persone, e basta questo per averle in pugno. Fortunatamente a marzo dello scorso anno il principe di Edo State ha disinnescato questo, dicendo appunto che metteva fuori legge e che girava ai trafficanti di esseri umani questa maledizione sostanzialmente, liberando così molte donne. Però gli effetti non ne abbiamo visti ancora molti. È un po' come anche il non credente che magari verso il fine vita dice non so cosa ci sia di là, mi conviene forse credere, no? Ecco, e vediamo che le ragazze fanno ancora fatica a denunciare. A staccarsi da questa cosa. Purtroppo ecco, sì. Poi ci sono anche dei ricatti, c'è un telespettatore. Sì, un attimo solo, forse magari non so se sia caduto nel frattempo. Sentiamo se abbiamo... È caduto? Proviamo a richiamarlo allora il signor Daniele che era in attesa. Allora, questo per quanto riguarda diciamo la tratta delle donne, ma purtroppo c'è un altro fenomeno che è caratteristico dell'emigrazione, è quello che riguarda i minori non accompagnati, che sono tantissimi e che purtroppo continuano a scomparire, di cui non si sa che fine facciano. Allora abbiamo preparato un servizio anche su questo, sentiamo. Sono 3.536 i minori stranieri non accompagnati arrivati via mare in Italia nel 2018. Nel 2017 erano stati quasi 16.000. Bambini, adolescenti, minori, ragazzi e ragazze arrivati sulle nostre coste nella speranza di un destino migliore, ma che spesso finiscono invece vittime dello sfruttamento e della criminalità che li rende degli invisibili. Si tratta purtroppo di un fenomeno consolidato. Sono quasi 40.000 i minori stranieri non accompagnati di cui si hanno perso le tracce e di cui non si è saputo più nulla negli ultimi 30-40 anni. Secondo i dati forniti da Europol, nell'Unione Europea ne spariscono 10.000 ogni anno, scompaiono a poche ore dal loro arrivo e di questi pochissimi vengono ritrovati. A marzo 2018 in Italia ne mancavano all'appello 5.229. Che fine fanno i minori scomparsi? Circa 1 su 4 viene coinvolto in situazioni di abuso, sfruttamento o abbandono, prostituzione e criminalità organizzata. Giovani che si espongono a rischi enormi come quello di finire nel racket del commercio di organi, che si stima frutti $1,5 miliardi alle organizzazioni criminali, andando a coprire il mercato illegale dei trapianti, che rappresenta il 10% di quelli che si praticano globalmente ogni anno. Le cause di questo aumento esponenziale del mercato nero sono molteplici: penuria di organi, la domanda supera l'offerta, povertà, guerre, disparità dei servizi sanitari, criminalità priva di scrupoli. A pagare con la vita all'interno di questo mercato sono gli esseri più indifesi, spesso proprio i bambini. Ecco, spesso proprio i bambini. Questo è un aspetto, è un tema che è stato presentato più volte e che resta sempre un grande punto interrogativo, Badara Dioppo, cioè il destino dei minori. Certo, è un dramma e poi è preoccupante, no? Come si vede bene del servizio di fronte al traffico di organi e tutto il resto. Quindi noi quello che ci sentiamo da fare è un appello veramente allo Stato, almeno una tutela di quelli più deboli, diciamo i minori, che magari lasciati così non si sa poi a quale destino vanno incontro. Quindi la cosa che mi sento di fare è quella, perché è devastante come
possono sparire nel nulla 10.000 bambini ogni anno. Quindi è porto sicuro l'Italia per i bambini? No, dicevo per le merci sì, sicuramente. No, stiamo parlando di bambini. Merci, sappiamo, c'è chi li ha comprate, chi li importa, certo, cosa certo, c'è dentro, sanno tutto, quindi c'è un business. Qui c'è soltanto un'entrata, ma non si capisce cosa succede. Ecco, ma non possono essere identificati. Ecco, bravissimo, questa è la parola. Lo Stato italiano deve lavorare di più, tutte le agenzie devono farlo, sull'identificazione, assolutamente. Non si tratta proprio di bambini, si tratta di adolescenti, rientrano in flussi migratori, i flussi migratori si adattano sempre alle normative, no? Quindi la normativa dice che il minore per il proprio status non può essere respinto, no? Ma dovrebbe essere accolto, tutelato e protetto, eccetera. Molti spariscono anche perché non si fermano in Italia, ma trovano il modo di transitare altrove, lì dove ci sono probabilmente porti più sicuri e condizioni di integrazione. Ci sono porti più sicuri? Diciamo condizioni di integrazione migliori. È un porto più sicuro? Condizioni della Francia vanno un po' più su della Francia, puntano a paesi un po' più a nord, Olanda, Svezia. C'è un collegamento per esempio tra Italia e Svezia per i minori. Non è un alibi il fatto di non controllarli. E sarebbe giusto controllarli, dopo se li troviamo in Svezia perché stanno meglio, gli diamo una buona benedizione, li lasciamo là, ma devono essere identificati. Devono essere identificati. Non possiamo avere delle persone, degli individui che sono come delle ombre che passano attraverso il paese e che potrà far comodo o no, comunque devono essere identificati. Allora, in Germania usano un sistema, i tedeschi sono un po' più precisi di noi, identificano la persona e gli danno un'area entro cui devono stare, se li trovano fuori li rimandano a casa. Quindi hanno un'area, hanno tutte le agevolazioni che sono previste anche in Italia, solo che in Germania gliele danno e stranamente costano il 30% di meno, noi paghiamo di più e poi non offriamo i servizi. Se danno il servizio devono documentarlo, non è come dei centri di accoglienza dove si dichiarano 1000 persone, poi ce ne sono 300 o 500, lo Stato paga per 1000. Ecco, questi sono i fatti che succedono in Italia. Questa è una cosa che va contro lo stesso immigrante, perché c'è uno Stato che spende, mette a disposizione, però la persona che dovrebbe agevolarsi di questo in realtà viene vessata. Allora, se ci sono delle regole, ma non ho ancora trovato un governo italiano, nonostante siano anche di origine cristiana e democristiana, che nessuno che si è mai dato sé peritato, al di là delle buone parole come si usa a fare in Italia, a fare le cose. E non sono né buone né cattive, le cose devono essere fatte. Se sono fatte si possono trarre vantaggi o capire che sono fatte male, ma se non si fanno è il caos e il caos non serve a nessuno. Ecco, abbiamo anche un telespettatore che ci scrive, se la regia lo ripropone a schermo intero: a Marghera in cantiere le navi le fanno i migranti, brave persone, non si lamentano e lavorano tanto. Walter, questo è il messaggio di Walter da Marghera. Credo che siamo riusciti a recuperare il signor Daniele. Bene. Signor Daniele, buonasera. Sì, salve. Ci sente? Sì, Noi non la sentiamo qua in studio. Se la regia può alzare un pochino il volume della telefonata. Pronto, signor Daniele? Pronto? Eccolo qua. Buonasera, da dove chiama lei? Buonasera. Io chiamo dalla provincia di Padova. Prego. Allora, volevo chiedervi una cosa. Parliamo di porti sicuri in Italia, di garantire un futuro a chi viene qui da noi. Avete provato, chiedo, non voglio fare polemiche, avete provato a guardare la Costituzione italiana cosa dice all'articolo 10? Sì, certo, ma bisogna applicarlo l'articolo 5. Prego. Io sono rimasto basito perché
me l'ha fatta conoscere un ragazzo di origine senegalese e io da buon italiano non l'ho mai letta. Nel momento in cui ho preso visione della Costituzione italiana sono rimasto basito e posso capire persone che emigrano in un altro paese come possono vedere, leggendo la Costituzione italiana, come possono vedere l'Italia. Che poi vengono qua e le leggi non vengano applicate a queste persone, questo è un'altra cosa. Qui sono le leggi da cambiare, non le persone. Certo. Quindi ha una domanda da farci? La domanda era questa, che alla fine è se noi guardiamo una risposta, quindi la ringrazio. Prego. Ok, grazie. Allora, era l'articolo 10 della Costituzione, mi pare che 5. facesse il 5? Sì. Il 10? 10. Che sicuramente parla di, allora, se uno straniero nel suo paese non gli sono concessi certi diritti e che sfugge di quel paese, lo Stato italiano ha il diritto, ha il dovere poi di accogliere quella persona. È tutto qui. Purtroppo sì, abbiamo scritto belle cose, ma poi alla fine non le rispettiamo. E nella premessa iniziale del dottore, no, che secondo me ogni volta che ci incontriamo mi apre una strada nelle sue perle, no, di saggezza, no? E mi è venuto un proverbio africano, no, che dice che se uno percuote un alveare, no, per portare via il miele, le api lo inseguono. E quello che è successo poi alla fine, perché l'Africa è stata comunque depredata. Sì, per secoli. E tutto oggi continua col neocolonialismo, con l'imperialismo anche cinese, no? Che tutti stanno là per le nostre materie prime e i governi nostri sono fatti in Occidente, no? Uno che avanza una logica un po' di tenere un po' di risorse per noi o sviluppare delle cose, il giorno dopo subisce un colpo di Stato. Quindi poi la gente sta là e poi non ha più futuro, cioè non siamo neanche più proprietari delle nostre terre con il land grabbing, no? Sì, certo, allora gente va là, ci coltiva anche per i biocarburanti, mentre la gente lì muore di fame. Allora, e in più perché la gente deve prendere i barconi per venire? Se uno può tranquillamente andare in un'ambasciata, chiedere un visto che gli costa meno di 100 euro e adesso con il low cost che ci sono, uno con 300 euro può prendere un aereo e arrivare a Roma, cioè, e c'è un rifiuto di tutti i sistemi europei di concedere i visti. Questo per quello la gente, cioè, prende quei mezzi per cercare un futuro. Certo. Ma oggi i nostri ragazzi che partono qua perché vanno in Inghilterra o prendono un bus o prendono un low cost, perché questa è la differenza. Certo, utilizzano dei mezzi. Ok, però è la povertà che deve essere lì e non ha il diritto di muoversi. Oggi tutti i capitali che si muovono alla velocità di un click o le merci che si muovono, ma le persone, se sono povere o hanno un tipo di passaporto diverso, non possono muoversi. Allora l'unica strada che le rimane è tentare quei viaggi veramente spericolanti, che non è che quelli più poveri si muovono, no, quelli che hanno anche i mezzi che si muovono in Africa. Questa è la sostanza. Certo. Sì, un'ultima cosa con Barbara volevo Maculare. ringraziare lo spettatore che ci ha ricordato appunto che l'articolo 10 della nostra Costituzione dice che la nostra normativa deve rifarsi ai trattati internazionali, quindi, quindi se abbiamo visto che per alcuni aspetti l'Italia non è un porto sicuro, io torno a quello che dicevo all'inizio, lo dovrebbe diventare, cioè conviene che diventi, ci conviene a tutti, perché chi dice
non pagano le tasse, eccetera. Allora, i migranti integrati pagano come le tasse. Abbiamo bisogno della migrazione per crescere demograficamente, per non invecchiare, per sopravvivere, insomma, come popolo, mi viene da dire europeo, perché non è solo un problema italiano, anche se a livello di demografia si è messi peggio di altri paesi, ma anche per la questione appunto delle tasse. Chi ci paga le tasse se non arrivano anche... Comunque la cosa importante è la legalità e contrastare, combattere, eliminare quello che è questa piaga dello sfruttamento in senso generale, quindi dallo sfruttamento a scopi sessuali piuttosto che lavorativi e quant'altro, che mantiene queste persone in uno status assolutamente di grande degrado, non dà loro delle possibilità, delle prospettive, anzi le rende veramente schiave, Ermanno. Questi sono i nuovi schiavi. Ma sì, se pensiamo che gli schiavi una volta si sfruttavano, non si pagavano, ma se uno raccoglie 400 kg di pomodori e gli danno 2 euro, boh, insomma non vedo la differenza. Sì. Perché attenzione, la schiavitù è finita perché non conviene. Gli stati americani hanno tolto la schiavitù, ma hanno mantenuto lo stato di soggezione, di sottomissione del popolo africano che era immigrato, o poi forzosamente immigrato, perché non convenivano più. Deportati. Perché io devo mantenere uno da quando nasce a quando muore e se lavora, se sta male, tutto il resto? Preferisco pagarlo pochissimo perché mi conviene economicamente. Quindi lasciamo stare il buon Lincoln e tutti gli altri. Business è business, e in America queste cose le sanno fare. Hanno tolto la schiavitù perché non conveniva più. Però Tullio ha ragione, hanno mantenuto che e marginato però quella popolazione che erano ex schiavi ed erano liberi di morire di fame. Certo, ma la tratta esiste purtroppo ancora. È un reato, le vittime di tratta sono vittime appunto di un reato, e il nostro ordinamento appunto si rifà agli articoli 600 e 601 del codice penale. L'articolo 600 parla proprio di riduzione in schiavitù, che purtroppo esiste ancora. Quei lavoratori in agricoltura che noi incontriamo, no? Nel nostro lavoro, parliamo di questo, ma non esiste solo l'agricoltura, c'è poi il tessile, ci sono altri ambienti di lavoro, guadagnano, sono senza contratto, non sanno neanche cosa sia un contratto di lavoro e guadagnano tra gli 8 e 10 euro al giorno. Okay. Ecco, quindi questo è il quadro, è un aspetto, diciamo una fotografia di quello che è il... Da 1 a 2 euro all'ora? Assolutamente. Senza essere messi in regola? Senza essere messi in regola. Questo non è che porta ricchezza all'Italia. No, assolutamente. Porta ricchezza a quelli che li sfruttano. Certo, poi dopodiché ma assolutamente. Il denaro non gira. E quando è che emergono e dove emergono diversamente da quando emergono dagli accessi che facciamo con questo lavoro multiagenzia che spiegavo prima, no? Quando si infortunano. E quindi quando c'è un infortunio, no? Ma alcuni si fanno male e non vanno neanche in ospedale per paura di non essere intercettati da... E torniamo alla problematica di prima. Se hai un foglio di via, perché, si subisce un torto, non lo puoi neanche denunciare. Perché la prima cosa che ti chiedono permesso di soggiorno, non ce l'hai. Quindi per me è una scelta anche politica di lasciare la gente in questa situazione, non possesso di permesso di soggiorno, perché questo gli toglie tutti i diritti. Per me è una scelta politica. Certo. Bene, dobbiamo fermarci qua, il tempo scappa via, abbiamo ancora tante cose da dire questa sera. Allora ringraziamo i nostri ospiti, grazie a Barbara Maculan per essere stata con noi, ricordiamo Associazione Mimosa, Cooperativa Equality, grazie anche a Lione Badara Diop, funzionario dell'ufficio FIOM dell'Europa, grazie per essere stato qua con noi. Noi torneremo ovviamente ad affrontare e a continuare anche a monitorare quella che è una realtà veramente drammatica
della nostra società, e effettivamente possiamo dire che l'Italia, alla luce di questi risultati, insomma, è difficile definirla veramente a 360 gradi, sì, un porto allora, sicuro. Un breve break, parleremo Certo. poi di pedemontana, Certo. ma l'argomento più importante invece è la pedofilia, che è emerso in questa riunione del Vaticano, e tratteremo dello sfruttamento, questa certo. volta dei minori, che è una cosa gravissima. Abbiamo un altro tema scottante. Allora, pubblicità e dopo arriviamo con la nostra rubrica Memento. A tra poco.